Siamo qui oggi in Villa Poiano, una villa della Regione Veneto, per presentare questo bellissimo progetto che è stato fatto in stretta collaborazione appunto con la Regione Veneto e in particolare con l'assessorato al turismo. Presentiamo un libro di favole che ci ha portato proprio in questo mondo magico e che ha dato la possibilità all'Istituto di partecipare a questo bellissimo evento. Sono già da 4 anni che l'Istituto insieme alla Regione Veneto è impegnato nello sviluppo del turismo scolastico all'interno del territorio delle Ville Venete e stiamo notando un grande interesse da parte delle scuole verso questo mondo. È importantissimo chiaramente che noi ci approcciamo con le scuole perché sono loro i nostri cittadini del futuro, sono loro che devono imparare ad amare e capire quanto è importante questo immenso patrimonio. Questo, come dicevo, è un ulteriore tassello che va al di là della visita classica che si fa al bene per se stesso, ma ha spinto i ragazzi a sognare, a cercare di capire chi abitava la villa, chi ne faceva parte, magari con gioia e magari anche qualche volta con dolore. Per cui questa favola è un esempio di un viaggio attraverso la fantasia che i ragazzi hanno compiuto visitando, in questo caso, Villa Valmarana a Inari. Poi dobbiamo anche ringraziare la Fondazione Zabrel di Sarmede che ha accolto questa nostra iniziativa organizzando un corso specifico per poter poi illustrare la favola che era stata fatta precedentemente da delle scuole elementari del comune di Chiampo. Degli illustratori si sono impegnati, ne è uscita una mostra molto interessante che oggi è qui presentata a Poiana e che ha prodotto poi con la vincitrice Gioia Marchegiani questo stupendo libro che ci permette proprio oggi di poter vedere la villa anche con gli occhi dei bambini, perché credo sia fondamentale ed importante, ed è questa anche una delle strategie che l'Istituto, ma la Regione Veneto vuole portare avanti, che è la possibilità di far accedere a tutti attraverso questo immenso patrimonio, per cui anche questa è una chiave di accessibilità, pensare ai ragazzi, pensare come loro, come i loro occhi vedono queste stupende dimore.